c'è stato questo sindaco davvero della provincia di Avellino che doveva far tinteggiare la sua stanza, la stanza del municipio, per paura di manufittura, così ha indetto un bando per una pittata. E ci sono arrivati 3 preventivi, di una ditta di Milano di 3.000 euro, di una ditta di Roma di 6.000 euro e di una ditta di Napoli 9.000 euro. Chiaramente ha scelto un milanese, 3.000 euro, però li ha convocati tutti e 3 per capire come si arrivava a certe cifre. È arrivato un milanese e ha detto, beh, signor sindaco, mi viene 3.000 euro molto semplicemente perché io userò una vernizia acrilica impermeabile, molto particolare, e viene circa 1.000 euro. Poi c'è 1.000 euro di manodopera e 1.000 euro il mio guadagno. Vabbè, ha guardato Romano e ha detto, a te com'è che viene 6.000 euro? Beh, signor sindaco, 6.000 euro perché userò una pittura poliuretanica. Poliuretanica, roba che viene da Australia, lo sto qui a spiegare, e viene circa 3.000 euro. Poi c'è sta 1.000 euro dei pennelli, di impalcature e 2.000 euro il guadagno mio. Vabbè, ha guardato Napolitano e ha detto, a te, com'è che viene 9.000 euro? Cioè sì, che è semplicissimo, 3.000 euro solo per te, 3.000 euro solo per me, e 3.000 euro diamo a un milanese che ha capito la stanza.